Passo ora ad introdurre Fabio Repici, altro autore del libro, uno dei coautori del libro, che è il difensore di diversi familiari di vittime di mafia, tra cui anche Salvatore Borsellino. E spesso Fabio viene presentato appunto come l'avvocato di alcuni familiari di vittime di mafia. Però secondo me questa presentazione di Fabio è molto riduttiva, non rende effettivamente il lavoro che Fabio ha fatto in questi ultimi 20 anni, mi verrebbe da dire. E per presentarvi adeguatamente Fabio ho bisogno di ricordarvi una vicenda del 1985 di cui non abbiamo parlato nel libro, ma che rientra comunque in questo contesto, che è la vicenda di Graziella Campagna. Graziella Campagna è una ragazzina di 17 anni che è stata uccisa il 12 dicembre 1985 a Villafranca Tirrena con 5 colpi di fucile che le sono stati sparati in volto. Qual era stata la colpa di Graziella, di questa ragazzina? Lei lavorava in una lavanderia e mentre sistemava uno degli abiti in questa lavanderia aveva estratto una carta d'identità da cui emergeva che un frequentatore di questa lavanderia non era un certo ingegner Cannata, come si dichiarava, ma era bensì Gerlando Alberti Junior, un latitante mafioso, figlio di un grosso boss, Gerlando Alberti, della famiglia mafiosa di Portanuova. Questo personaggio, Gerlando Alberti Junior, frequentava questa lavanderia insieme ad un altro appartenente a Cosa Nostra, Giovanni Sudera. Graziella Campagna ha pagato con la vita il fatto di aver scoperto la falsa identità di questo latitante mafioso ed è stata uccisa per questo. Il corpo di Graziella non è stato trovato dalle forze dell'ordine, ma dal fratello Piero Campagna, in una villa appunto a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Piero Campagna all'epoca era un carabiniere e lavorava in Calabria. Quello che è successo dopo è stata, dopo la scoperta del corpo di Graziella, una lotta estenuante e veramente molto difficile per arrivare ad individuare i colpevoli di questo omicidio. Mi appoggio per ricostruirla molto brevemente solo 2 informazioni ad una nota scritta proprio da Federica, che ha parlato di un'odissea processuale. Gerlando Alberti Junior e Giovanni Sudera sono stati rinviati a giudizio il 1 marzo 1988, quindi 3 anni dopo l'omicidio di Graziella, ma solo 9 giorni dopo, appena iniziato il processo, il pubblico ministero Giuseppe Gambino chiese l'annullamento del rinvio a giudizio a causa di un vizio di forma. 2 anni più tardi il giudice istruttore Marcello Mondello, su richiesta dello stesso pubblico ministero Gambino, a cui era tornato il fascicolo sull'omicidio di Graziella, prosciolse i 2 imputati per non aver commesso il fatto e il caso dell'omicidio di Graziella Campagna venne archiviato. Passarono gli anni fino ad arrivare al 1994, quando le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia riaprirono il caso di Graziella. In particolare, a partire dal 28 settembre 1996, la Procura di Messina chiese la riapertura delle indagini sull'omicidio, iscrivendo nuovamente nel registro degli indagati Gerlando Alberto Junior e Giovanni Sudera, oltre a Santos Fameni. La famiglia della ragazza nel frattempo, non avendo più un avvocato, si rivolse ad un giovane praticante ad un passo dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, Fabio Repici. 2 anni dopo, nel 1998, iniziò il processo. Gerlando e Sudera furono rinviati a giudizio per il reato di omicidio. L'11 dicembre 2004, quindi 6 anni dopo un processo durato 6 anni, la Corte d'Assise di Messina condannò all'ergastolo Giovanni Sudera e Gerlando Alberti Junior per l'omicidio di Graziella Campagna. Il 18 marzo 2008 fu la volta della sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello confermò la condanna di primo grado. Infine, il suggello della vicenda giudiziaria viene apposto dalla Cassazione esattamente un anno dopo, il 18 marzo 2009. Quindi dal 1985 al 2009, per avere giustizia parziale, perché sono stati individuati solo gli esecutori, quelli che materialmente uccisero Graziella Campagna,
ma non sono stati individuati ancora per via processuale tutti quelli che ne favorirono la latitanza di questi due mafiosi. Però fino al 2009 per avere giustizia per Graziella. Piero Campagna, il fratello di Graziella, ha dichiarato in un'intervista rilasciata nel 2012: Fabio Repici ha restituito la dignità e l'onore di aver avuto giustizia per Graziella. Io di Fabio Repici ne sono onorato, è il fratello maggiore di Graziella Campagna. Tutti gli avvocati dovrebbero prendere esempio da Fabio Repici. Oggi chi dice la verità ne soffre, chi mente invece ne gode. Ecco, io vi vorrei, appunto, questo è Fabio Repici, e vorrei invitarlo appunto a parlare, con riferimento al nostro libro, degli omicidi di Nino Agostini e di Da Castelluccio e di Umberto Mormile, individuando come tema comune a questi due omicidi il depistaggio degli apparati dello Stato come metodo per occultare i fatti e la verità. Io per prima cosa ringrazio l'ANPI, ringrazio le Agende Rosse e ringrazio personalmente Gianluigi Placella per avermi invitato e davvero sono onorato di essere qua a poter parlare a voi e ad aver accettato questo invito. Questo invito che vi consente anche di dire una cosa che rende, per come l'ho vissuta io, la scrittura prima e la pubblicazione dopo di questo libro assolutamente coerente con lo scenario nel quale ci troviamo e con i soggetti che ci hanno invitato. Il modo in cui ho vissuto io la realizzazione di questo libro è la partecipazione a un libro antifascista, perché in questo paese gli sforzi, il sacrificio, la lotta, chiamatelo come volete, per la ricerca della verità, e in fondo noi non abbiamo fatto altro che cercare di dare un piccolo contributo in più nella ricerca della verità su tanti fatti eclatanti della storia del nostro paese, non è altro che una delle tante estrinsecazioni della militanza antifascista nel modo costituzionalmente orientato come dovrebbe essere quello che conduce l'esistenza di ciascun cittadino del nostro paese. E questo lo dico a maggior ragione oggi in un periodo in cui, diceva bene Gianluigi all'inizio, viviamo una nuova fase di un nuovo revisionismo che in realtà è semplicemente una nuova fase di una cosa che c'è sempre stata e che è la prosecuzione di tutti i revisionismi per cercare di occultare la verità su ciò che è accaduto nel nostro paese, che ha prodotto morti, sangue e dolori grossissimi, nel tentativo di evitare che le cose, per come sono andate, potessero essere raccontate in modo fedele. Io dovrei parlare di due episodi che accaddero fra il 1989 e il 1990. Il 5 agosto del 1989 vicino alla spiaggia di Villa Grazia di Carini, a ovest di Palermo, furono uccisi un giovane poliziotto trentenne, Antonino Agostino, e neanche trentenne, e la giovanissima moglie Giovanna Ida Castelluccio. È un duplice omicidio che segue di un mese e mezzo circa l'attentato alla Daura, che doveva servire a uccidere Giovanni Falcone il 20 giugno del 1989. L'89, per come lo raccontiamo nel libro, è un po' l'anticipazione del 1992.
diciamo, il protagonismo stragista di Cosa Nostra del 1992 era già in fase di attuazione pratica già dal 1989, e l'omicidio del poliziotto Nino Agostino è un fatto, proprio uno snodo decisivo che aiuta a capire una cosa in particolare, che è la cosa che noi abbiamo messo come sottotitolo del libro, che è la cosa che oggi finalmente si può leggere nella motivazione della sentenza di primo grado del processo Borsellino Quater, e cioè che certi delitti, io direi quasi tutti i delitti eccellenti, anche quelli commessi in Sicilia, non hanno visto la sola partecipazione di mafiosi, di appartenenti a Cosa Nostra, ma hanno visto la partecipazione in concorso con Cosa Nostra di altre entità, che a me verrebbe naturale chiamare entità criminali, se non fosse di dover cadere nella contraddizione come dire, ontologica dell'essere quelle entità criminali in realtà anche porzioni di apparati dello Stato. Questo per dire una cosa, il libro si occupa di fatti che finiscono nel 1994. Il problema di questo paese, che ha un ritardo nell'accertamento giudiziario sui più grossi crimini della nostra storia, mostruoso, è che in contemporanea con la redazione di questo libro e perfino in epoca successiva alla pubblicazione di questo libro erano in corso indagini e processi su fatti che noi raccontavamo in questo libro. Quindi noi abbiamo rischiato anche cose clamorose, nel senso che poteva anche succedere che quando il 25 giugno del 2018 questo libro è andato in stampa, di lì a pochi giorni o a poche settimane sarebbero uscite sentenze o ordinanze di custodia cautelari o altri provvedimenti giudiziari che facevano del nostro libro carta straccia. Sarà stata la fortuna, invece è capitato l'esatto contrario, cioè è capitato che nella sentenza del professor Borsellino Quater c'erano cose che sembravano copiate dal nostro libro o viceversa. Nella sentenza trattativa, la cui motivazione venne depositata 17 giorni dopo la pubblicazione del nostro libro, c'erano scritte cose analoghe. Ordinanze di custodia cautelari emesse dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, l'operazione 'ndrangheta stragista, ha cristallizzato cose sull'omicidio di Umberto Mormile. Pensate, la verità sull'omicidio di Umberto Mormile, eseguito l'11 aprile del 90 in Lombardia, per cercarla si sono dovuti smuovere i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, perché c'era stato un blackout tutto lombardo per 20 anni e più. Ecco, siamo stati fortunati. Diciamo che i provvedimenti giudiziari che hanno accompagnato e hanno seguito il nostro libro hanno corroborato la fondatezza delle convinzioni che ci eravamo fatte e che avevamo provato a scrivere. Fra queste, le trovate in questo libro, io evito di raccontarvi i fatti perché chi ha il piacere della lettura poi se li leggerà. Abbiamo segnalato alcune caratteristiche particolari di alcuni delitti, e uno è quello dell'omicidio Agostino. Non è stato un omicidio solo di Cosa Nostra, anzi io direi che l'omicidio del poliziotto Agostino e della moglie è il più clamoroso dei crimini della storia della Repubblica, che vedono una responsabilità diretta della Polizia di Stato non solo nel depistaggio successivo al delitto, ma perfino nella commissione del delitto. È un omicidio che è stato compiuto a mezzadria fra Cosa Nostra e Polizia di Stato e apparati dello Stato. Non è un caso che quando quell'ex poliziotto Giovanni Aiello, il globetrotter del crimine uscito dal Viminale, è morto ad agosto del 2017, era indagato quale uno degli esecutori materiali dell'omicidio di Nino Agostino. Questa è una caratteristica
che accomuna l'omicidio Agostino anche alla strage di via D'Amelio, perché vedete la consonanza, la coincidenza di verità fra le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, che però riportano fatti veri a lui evidentemente sconosciuti, sono dovuti a un solo fatto: non che c'erano dei confidenti dei quali si erano avvalsi i bravi investigatori, no. Spatuzza ha raccontato ai magistrati che quando è stata imbottita di esplosivo la 126 fatta esplodere il 19 luglio del 1992, oltre agli uomini di Cosa Nostra, lì in funzione di supervisore delle operazioni c'era un uomo estraneo a Cosa Nostra, un uomo che ha indicato in modo chiarissimo come un esponente di servizi segreti o polizia. Ha pure fatto un riconoscimento, sempre con formula dubitativa, di un uomo che era un poliziotto del SIS, un famoso funzionario, uomo di Contrada, ed è quello che dice poi la sentenza. La sentenza dice: il depistaggio c'è stato proprio per occultare non le responsabilità di Cosa Nostra, ma per occultare le responsabilità dello Stato, di apparati dello Stato nella commissione della strage di via D'Amelio, cioè un magistrato della Repubblica e 5 poliziotti sono stati uccisi con il concorso di uomini dello Stato. E allora questo dato che accomuna l'omicidio Agostino Castelluccio, la strage di via D'Amelio e tantissimi altri, posso dire tutti i delitti che noi raccontiamo in questo libro, vedete, ci dovrebbe far fare una riflessione un po' sofferta, però bisogna essere amici della verità prima che di chiunque altro. Voi avete mai sentito le parole di un capo della polizia o di un ministro dell'interno che abbia chiesto scusa ai familiari delle vittime della strage di via D'Amelio per la strage e per i depistaggi? Io non ne ho ricordo. Avete mai sentito le parole di scusa del ministro dell'interno o di un capo della polizia per il duplice omicidio Agostino Castelluccio? Io non ne ho ricordo. Vedete, il 5 agosto prossimo saranno 30 anni dal duplice omicidio Agostino Castelluccio. Il 19 luglio prossimo saranno 27 anni dalla strage di via D'Amelio. Quante decine di ministri e capi della polizia si sono succeduti in questi decenni? Tanto è il dato indicibile che c'è dietro quella complicità criminale fra criminalità organizzata e apparati dello Stato che, perdonatemi, io di parlare di apparati deviati non ne ho più voglia, perché se noi mettiamo insieme tutti i deviati di tutti gli apparati, io credo che alla fine forse i pochi onesti finiscono per essere loro i veri deviati. Vedete, questo dovrebbe aiutarci anche a fare riflessioni sul momento attuale, perché accadono cose che poi i comuni cittadini non riescono neanche a vedere, e cioè non c'è mai stato un ministro dell'interno che abbia chiesto scusa, non c'è stato mai un capo della polizia che abbia chiesto scusa, eppure oggi accade che un uomo di fiducia di Bruno Contrada è uno dei funzionari più importanti al Ministero dell'Interno, preso lì da un sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Tutto questo nel silenzio del Ministro e di tutta la politica. Eppure accade questo, ma accade nel silenzio perché le cose più importanti in questo Paese devono accadere nel silenzio. Io questa cosa, faccio i nomi, il sottosegretario si chiama Luigi Gaetti, il funzionario che Luigi Gaetti, sottosegretario all'interno del governo del cambiamento, si è portato al suo fianco per decidere il destino dei pentiti e dei testimoni di giustizia, si chiama Giuseppe De Salvo, era il capocentro del Sistem nel 92-93 a Messina. Bene, queste cose io le ho dette pubblicamente, ma ancora gli organi di informazione noto che hanno una pulsione che mi ricorda un po' il Fonsi di Happy Days di decenni fa, quando doveva chiedere scusa e la parola gli rimaneva nel gozzo. Ecco, più o meno è questa la pulsione degli organi di informazione
in questo paese. Si parla di tante cose, poi delle cose vere invece si tace. Ora, noi abbiamo scritto questo libro, abbiamo cercato di mettere insieme in modo organico idee e dati oggettivi, non abbiamo fatto un'attività di particolare inchiesta, perché i dati c'erano già. Guardate, se solo ci fosse l'impegno di un maggiore impegno, in primo luogo da parte della politica, in questo caso del governo, di finanziare, basterebbero sicuramente meno di 10 milioni di euro per digitalizzare tutti gli archivi di tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Io vi assicuro che la impunità di decine di delitti verrebbe meno. Basterebbe digitalizzare i documenti degli archivi giudiziari e digitare un nome a quel punto nei documenti informatizzati. Io vi assicuro che le connessioni che per scrivere libri come questi siamo dovuti impazzire, perché trovare elementi in dati cartacei naturalmente è una cosa molto più complicata. Ecco, in quel modo l'impunità su innumerevoli delitti verrebbe meno. Questo spetterebbe alla politica. È una cosa che molti hanno segnalato più volte negli ultimi anni, ancora invano. Voglio dire un'altra cosa. L'omicidio di Umberto Mormile, 11 aprile del 1990, lo ricordava Giovanni, è l'omicidio che nella ricostruzione fatta dalle indagini dell'operazione 'Ndrangheta stragista della DDA di Reggio Calabria individua una causale chiara e netta. Umberto Mormile era stato testimone di una cosa indicibile, e cioè degli incontri in carcere, cioè nel luogo nero per eccellenza di qualunque democrazia. Ci sono dei luoghi occulti. Il carcere è il primo di tutti, naturalmente, per forza di cose, ontologicamente. Gli incontri fra un boss mafioso, 'ndranghetista, il capo dell''Ndrangheta in Lombardia degli ultimi 40 anni, Domenico Papalia, e uomini dei servizi segreti. Umberto Mormile lavorava in carcere, Umberto Mormile è stato testimone di quegli incontri, era un testimone non complice, perché sicuramente non è stato l'unico testimone Umberto Mormile, ma anche Graziella Campagna non era mica l'unica testimone della frequentazione fra i latitanti e il sindaco, il maresciallo dei carabinieri e la buona borghesia di quel paese. Semplicemente Graziella Campagna non era complice di quella frequentazione, aveva il difetto di avere un fratello carabiniere onesto, che in quella zona sembra essere stata evidentemente una cosa eretica. Ecco, la stessa cosa Umberto Mormile. Ci sono stati incontri di Domenico Papalia con i servizi segreti. Questa è stata la causale dell'omicidio di Umberto Mormile. E ci richiama un'altra cosa, che viene, la si legge a chiare lettere nella ordinanza di custodia cautelare dell'operazione 'Ndrangheta stragista. A volere l'omicidio di Umberto Mormile, a ordinarlo alla famiglia Papalia, che lo ha materialmente commesso, sono stati i servizi segreti. E sono stati i servizi segreti a dire a Papalia: rivendica l'omicidio a nome della Falange Armata. Queste cose noi le abbiamo scritte e poi le abbiamo trovate anche in un'ordinanza di custodia cautelare. C'erano gli elementi sui quali operare con ragionevolezza, con buonsenso, per cercare di capire la verità in tanti delitti in questo paese. E qui vengo al punctum dolens sul quale mi aveva chiamato a parlare Marco, i depistaggi. La storia di questi delitti è per ciascuno di essi anche la storia di incredibili depistaggi. E vedete, io che ormai, come è stato detto,
ho una certa età e quindi processi ne ho visti, guardate, i depistaggi in questo paese hanno alcune caratteristiche indefettibili, puntuali, sempre uguali, e cioè riguardano delitti che vedono il coinvolgimento di ambiti di potere. Guardate che i depistaggi per il traffico di droga del quartiere sottoproletario di Milano o di Napoli non ne sono mai esistiti. Hanno un altro interesse, e cioè devono tutelare l'impunità di appartenenti alle fasce del potere. In terzo luogo, sono ciò che crea il collante di alleanza inscindibile fra attori ufficialmente criminali e attori che invece dovrebbero operare con ruoli istituzionali. E allora i depistaggi sono un'attività che mi verrebbe da dire in questo paese è ormai istituzionalizzata, è un'attività statuale, perché vedete i crimini, l'omicidio di Nino Agostino o perfino la strage di Via D'Amelio nella collocazione della Fiat 126 in Via D'Amelio davanti al numero 19 può essere effettuata dal mafioso o dai mafiosi. Aggiungo una parentesi però, sappiate, lo dice anche la sentenza, noi ancora non conosciamo l'identità dell'uomo o della donna, immagino uomo, che il 19 luglio 1992 ha pigiato il tasto sul telecomando che ha provocato la strage di Via D'Amelio. Cosa che qualche pensiero ve lo fa fare, ma dicevo, i depistaggi sono una cosa che non può essere che eseguita da apparati dello Stato. Il depistaggio commesso dal criminale può essere la sottrazione di una prova sul luogo del delitto, ma sul luogo del delitto arrivano sempre poliziotti, vigili del fuoco, carabinieri, servizi segreti. Guardate, nel video che voi vedrete che nel pieno inferno di Via D'Amelio un ufficiale dei carabinieri, anziché andare lì a provare a salvare i feriti o a ricomporre i cadaveri che erano a Prandelli in Via D'Amelio, va lì e prende la borsa di Paolo Borsellino e se ne scappa. E lo vedrete camminare sgattaiolando come per non farsi vedere. Che cosa dimostra questo? Questo dimostra che l'impunità, che è l'obiettivo dei depistaggi, è un obiettivo di Stato. Sia che l'impunità sia da assegnare agli uomini di Cosa Nostra, della 'ndrangheta, della camorra, sia soprattutto che sia da assegnare a appartenenti a organismi istituzionali. Vedete, si è parlato già stasera di trattativa, nel libro ne parliamo parecchio di trattativa in riferimento a un processo che si è concluso con la sentenza di primo grado. Io devo confessare davanti a tutti che ho un po' di mi urta un po', proprio mi crea quasi un fastidio epidermico il termine trattativa, perché si è cercato di forzare dentro quel termine una cosa che secondo me è molto più grossa. Dovremmo cominciare a smetterla di parlare di trattativa e dovremmo cominciare a parlare più correttamente, pasolinianamente di golpe, perché questo fu. Perché la trattativa è uno strumento, è un mezzo, ma qual era l'obiettivo della trattativa? Se non era quello di torcere l'esistenza democratica di questa nazione? E torcerla come? Da un lato con il sangue di tante vittime e dall'altro con giochi che mutavano gli equilibri del potere, esattamente come raccontava Giovanni Spinoza in uno scenario davvero fantasmagorico, in cui per dire io ci sto
va in televisione a riunificare dicendo io non ci sto, ma tanto chi doveva capire aveva capito che ci stava. E allora io voglio qui ricordare alcune persone. La prima, perché oggi parlando di Nino Agostino a me mi duole il cuore nel dover ricordare una donna che è morta il 28 febbraio di quest'anno, Giacomo Augusta Schiera, mamma di Nino Agostino, che come tante altre mamme, ricordo la mamma di Luciana Alpi, di Ilaria Alpi Luciana, è morta senza avere dallo Stato la verità e la giustizia per l'uccisione di suo figlio. E questa è una cosa che mi angoscia anche sotto il mio profilo professionale, visto che io ho difeso Augusta Schiera e difendo i familiari di Nino Agostino, e però so che arriverà la verità sull'omicidio Agostino, e arriverà proprio nei termini che io vi ho detto, di una verità che certificherà la partecipazione a quel delitto anche di apparati dello Stato. E la seconda persona che sento l'obbligo di ricordare, proprio perché presentiamo questo libro, noi lo riferiamo, raccontiamo che sulla strategia della tensione, sulle torsioni alla vita democratica del paese, nel 1975 morì il grande intellettuale che aveva capito tante cose di ciò che era accaduto fra Piazza Fontana e Piazza della Loggia, e cioè Pierpaolo Pasolini. E noi raccontiamo che il Pasolini del 92-93 probabilmente è stato un magistrato che si chiamava Gabriele Chelazzi, e fra 10 giorni sarà il 16° anniversario della sua morte. Ecco, vedete, Gabriele Chelazzi è morto mentre ancora cercava di indagare sui mandanti delle stragi del 1993. Vi assicuro che molti degli sforzi fatti da Gabriele Chelazzi in quella ricerca della verità, quanto ai coinvolgimenti di uomini e di apparati dello Stato, coincidono in massima parte con il contenuto di questo libro, col quale siamo riusciti a fare una cosa della quale io mi permetto di essere presuntuosamente orgoglioso. Con questo libro un poco abbiamo cercato di recitare la parte più bella della letteratura favolistica della storia dell'umanità, e cioè quella del bambino che dice davanti a tutti i complici ignavi, inetti e soprattutto zitti: l'imperatore è nudo. Bravo.